Grazie a voi, mitica Fabiana. Allora ragazze, madrine, prego, accomodatevi pure. La giuria di nuovo deve prendere posto perché, visto che è andato via il sole, noi adesso vi presentiamo le nostre miss, giustamente in costume. Quindi io pregherei di farle accomodare. Prima però vorrei fare un ringraziamento specialissimo a un signore che grazie a lui avremo il giro qui a Noale. Bruno Carraro, grazie per averci portato il giro, grazie! L'applauso pubblico, dai Noale, un bel applauso perché un evento così uno lo può vedere una volta nella vita e lo avremo qui a Noale, pensate un po', è una cosa veramente molto grande e molto importante. Ecco le nostre miss prendere posto sul palco in costume, eccole qua. Anna Paola, studentessa.
gruppo di ragazze in costume, eccole pronte schierate sul palco. Jessica, studentessa, segno zodiacale Ariete. Da Campodansego Giulia, segno zodiacale Cancro, numero 10 Giulia. Da Villa d'Asolo Sara, segno zodiacale Sagittario, numero 11 Sara. Zodiacale Acquario, studentessa Caterina, numero 12. Andrea arriva da Padova, studentessa, segno zodiacale Sagittario, numero 13 Andrea. Letizia, studentessa, segno zodiacale
col numero 15 Alessandra. Segno zodiacale Ariete, numero 15 Alessandra. Vi presento Elisa. Segno zodiacale Bilancia, numero 16, Elisa. Visto che abbiamo uno sponsor importante di questa giornata, che è Occhiali di Barbara, vedo che le nostre miss hanno bisogno di un occhiale da sole, però voi dovete guardare di là, perché se guardate là vi spaventate perché tra un po' arriva la pioggia, quindi tra pochissimo noi faremo veloci perché vogliamo finire la manifestazione, quindi grazie ad Occhiali di Barbara vi presentiamo anche le altre nostre miss in velocità. La numero 17 Sara, segno zodiacale Vergine, arriva da Pallò di Milano, numero 17 Sara. San Marco di Treviso, la numero 18 Giada, segno zodiacale Leone, numero 18 Giada.
Pesci. Numero 21 Federica. Giulia, studentessa da Tesson, segno zodiacale Vergine, numero 22. Quindi l'anno prossimo probabilmente vedrete lei qui sul palco al posto mio. Numero 23 Valentina, segno zodiacale Acquario. Villanova di Campo San Piero, numero 23 Valentina. Col numero 24 Sofia, studentessa, segno zodiacale Toro, da Pozzoleone, provincia di Vicenza, numero 24 Sofia. Direttamente da Mestre, segno zodiacale Sagittario, numero 25 Alessia. Occhiali di barba, la nostra madrina è Carlotta, ve la ricordo, fate una bella passerella, la vincitrice di Miss Viadora in anteprima a Carl e Giulia Gioia di Mestre, la nostra Miss Città di Noale in carica. Invecano occhiali di Barbara qui a Noale, grazie! Veloci perché c'è un brutto nuvolone nero. Allora ci siamo, io mi metto qui, dove potrei mettermi? Mi metto qui in fondo perché ho il foglio con i nominativi delle vincitrici, quindi vorrei che i nostri assessori, il sindaco e il cavaliere, abbiamo anche una sorpresa stasera, anzi io vorrei, lo posso accompagnare io il cavaliere? Allora, possiamo fare un applauso, abbiamo qui il cavaliere della Repubblica, Bruno Carraro, lui che ha portato il giro qui, quindi dobbiamo veramente ringraziarlo perché un'occasione così nuova, veramente noi non sappiamo come essere riconoscenti perché veramente sarà una grande opportunità per noi. Quindi rimanga qui con noi, chiamo con me l'assessore da Di Mattiello per la premiazione, eccolo qui, e naturalmente non so mai se dire il nostro sindaco o la nostra sindaca, non si può dire sindaca, vero? Si può di qui. Facciamo un bel applauso, eccola qui Patrizia Andreotti, pronti per premiare. Allora, iniziamo da una fascia, io devo mettermi in fondo perché altrimenti loro è curioso. Naturalmente
il giro. Intanto io chiedo cortesemente ai fotografi presenti, poi sul palco durante la premiazione sono ammessi solo i fotografi ufficiali naturalmente, quindi poi magari li trovate più tardi dopo. Allora iniziamo a far indossare la fascia di Miss Vintage Caffè. Con noi c'è Mauro addirittura col carrello. Ringraziamo Cad, il nostro Cad qui, Igiene e Bellezza, che ci ha regalato tutti i gadget per le nostre ragazze. C'erano i gadget anche per le maggiorette, io spero che non siano andate via. Purtroppo stiamo accelerando perché lì c'è una nuvola nera che mi fa tanta paura, quindi scusate se mi sono dimenticata di qualcuno, di qualche sponsor ufficiale, però magari in ottobre, se la rifaremo, saremo molto più precisi. Siamo pronti? Allora, a far indossare la fascia di Miss Vintage Caffè Scolastica, la titolare del Vintage Caffè, quindi noi avremo il grande compito di rianimare Noale, fermati lì. La numero 16, Elisa Bellocchi. Eccola qui, da Chirigliano, vieni. Scolastica, riesci a far indossare la fascia, io mi metto qua su un angolino. L'applauso. Miss Vintage Caffè Elisa Bellocchi da Chirignago. Miss Vintage Caffè Elisa Bellocchi Chirignago, grazie. C'è qualcuno a far indossare la fascia di Miss Caffè Scotto? Mauro, fai tu, perfetto. Mauro, il mio braccio destro, noi abbiamo lavorato insieme tantissimi anni, Mauro ce lo puoi fare, sono sicura. Miss Caffè Scotto, la numero 19, Carlotta Marola. Vince la fascia di Miss Caffè Scotto, la numero 19, Carlotta Marola. Guarda, facciamo così. Così almeno su qualche foto ci sono anch'io. Allora, a fare indossare la fascia di Miss Cad Igiene Persona c'è qualcuno? Facciamo l'assessore, vai tu? No, l'assessore, facciamo l'assessore Mattiello, guarda, lui vai, è specializzato a mettere le fasce. Miss Cad Igiene Persona. Stasera le fasce non vengono dritte perché c'è il maltempo in giro. Eccolo qua. Miss Cad Igiene Persona numero 12, Caterina Goldan. Andiamo a fare indossare la fascia di Miss Noal Oil, c'è qualcuno? Sì, prego, allora prenda posizione sul palco a far indossare la Miss Noal Oil, la fascia, eccola qui. La numero, siamo pronti? La numero 6, Ilaria Bernardi da Bavaro, Miss Noal Oil. Sarà la fascia di Miss Occhiali di Barbara, sono sicura che lei c'è, Barbara, eccola qua, grande mitica Barbara, eccola qui. Miss Occhiali di Barbara, la numero 3, Asia, da Mestre. Vai, vediamo se almeno tu gliela metti dritta. Bravissima, lei è un'esperta ormai,
Mauro, Miss Lando Supermercatoli, sì, ciao, che l'umido. La numero 24, Sofia Orsato, dalla provincia di Vicenza, esattamente da Pozzoleone. Sofia Orsato, Miss Lando Supermercati. Quasi in zona abbastanza calda, a far indossare la fascia di Miss Rigò manuale. Miss Rigò manuale, la numero 21, Federica Briusso da Mantellago. Sei sempre tu. Poi c'è anche la camicetta rosa, stasera ci stai, La numero 20, Diana Mare. Diana Mare, di San Donà di Piave. Miss Gruppo Cosmo. Le madrine, prego, accomodatevi madrine. Carlotta e Giulia. Giulia, dovrai lasciare la coroncina, una lacrimuccia, ma un po'. Vabbè, te la sei godita un anno, dai. Allora, le prime 3 classificate, quindi io chiamerei l'assessore Macchiello a premiare la terza classificata, Miss Silvia Vernici. Ringraziamento specialissimo anche alla fioreria Margherita qui di Noale. Terza classificata Miss Silvia Vernici, la numero 5 Sabrina Battista Padova. Città di Nole in rosa, numero 15 Alessandra Miotti di Mogliano. Segnale il Cavaliere della Repubblica, colui che ha portato il giro qui a Noale. Adesso vicino al sindaco, facciamo che il sindaco prenda posizione al centro.
a tutti voi che siete qui con noi oggi, a tutti i negozi che mi hanno aiutato a realizzare questa manifestazione, agli assessori, al comune che ci hanno permesso di essere qui oggi. Grazie, grazie, grazie di cuore. Vi ricordo che la manifestazione, tempo permettendo, continuerà con un DJ set, faremo l'aperitivo in rosa e poi l'appuntamento è per giovedì, mi raccomando, ci sarà una grande festa per aspettare il giro. E naturalmente tutte le attività commerciali stanno preparando degli spettacoli giusto per intrattenervi mercoledì aspettando il giro. Allora, ringraziamo anche la Margheria Margherita che ci ha mangiato dei fiori. Miss Noale in rosa, acqua estate, la numero... E non ve lo dico, vado a casa. No, aspettiamo un po', vedremo se piove. No. Miss Noale in rosa, acqua estate, la numero 22, Giulia Zancato di Fossò.